Buongiorno amici di Sportisili, bentrovati in questo nuovo appuntamento con Sportisili Away, il nostro appuntamento quotidiano qui dal ritiro del Palermo in Trentino Alto Adige, 12° giorno in quel di Ronzone, giornata in cui si riflette, in cui si recuperano energie importanti. Ricordiamo che il Palermo è reduce dalla sconfitta in amichevole di ieri contro la Virtus Verona, una sconfitta che sicuramente può aver lasciato delle scorie, soprattutto a livello fisico, perché come abbiamo avuto modo di vedere nella giornata di ieri, nel corso dell'amichevole, il Palermo sicuramente non ha destato una gran bella impressione, soprattutto a livello atletico, prima ancora che tattico. Naturalmente chi cerca delle risposte a livello tattico dopo due amichevoli, dopo 11 giorni di ritiro, sicuramente non può avanzare delle, scusate, delle pretese, ma è un Palermo che sta crescendo, sta provando ad alzare l'asticella in vista poi di quella che sarà una stagione molto lunga, stagione che sicuramente comincerà il 12 agosto con il primo turno di Coppa Italia, turno che metterà di fronte ai ragazzi di Eugenio Corini lo Spezia di Mister Alvini, il tutto in attesa di capire quale sarà il giorno di inizio del campionato di cui abbiamo parlato, a dire la verità, molto poco in queste dirette, ne abbiamo parlato di più sul sito, anzi a tal proposito vi invito a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul canale YouTube dove vengono caricati contenuto come questo e tanti altri da noi prodotti in Trentino Alto Adige, e poi naturalmente ultimo ma non ultimo www.sportisili.it, il sito dello sport siciliano a 360 gradi. Proviamo a parlare un po' di quella che è la situazione attuale del Palermo, perché chiaramente è inevitabile che dopo una sconfitta come quella di ieri, inattesa ma soprattutto meritata per quello che si è visto in campo, siano emersi un po' di malumori nel tifo rosanero. Naturalmente una sconfitta che nessuno, comunque in pochi, si attendevano, considerando anche quelli che sono stati i proclami, anche se bisogna dire che una rondine non fa primavera, una sconfitta in estate, in un'amichevole estiva, non può essere vista come un campanello di allarme, anche perché, bisogna dirlo, il Palermo ha tutte le attenuanti del caso per poter non essere disfattista dopo un KO del genere. Mancavano 6 giocatori di movimento, tra cui i 3 terzini e 2 giocatori molto importanti come Checco Di Mariano e Leo Stulak, oltre ovviamente a Samuele De Planche, che vedremo con ogni probabilità a lavorare in maniera intensa soltanto nella seconda parte, ovvero sia quella di Spiazzo e di Pinzolo. A proposito di Samuele De Planche, oggi è il suo giorno in sala stampa, toccherà a lui presentarsi ufficialmente come sesto e nuovo acquisto di questo Palermo. E poi bisogna considerare che di fronte c'era una squadra messa meglio a livello atletico, ma se non altro perché ha meno carichi di lavoro rispetto a quello della formazione di Eugenio Corini. 4 giorni, ieri è il quarto giorno di ritiro per la formazione di mister Gigi Fresco, contro i 12 già effettuati dal Palermo, a cui si devono aggiungere i giorni di pre-ritiro a Veronello, in cui ci sono stati prevalentemente test fisici. Naturalmente attendiamo le vostre domande, anche per capire quello che è lo stato d'animo dei palermitani quando siamo ormai a metà. Siamo al 12° giorno di 25 di questo ritiro. Ricordiamo il ritiro che terminerà il 4 di agosto, tra l'altro con un'altra amichevole che sarà la quinta e ultima dell'estate contro il Trento. Chissà che, considerando il caos relativo appunto alle iscrizioni e quindi all'inizio del campionato, che così certamente verrà slittato, detto anche da addetti ai lavori e da esperti in questo settore, il Palermo non decide anche di organizzare un test amichevole casalingo, o comunque un'altra partita per testare le proprie condizioni atletiche, anche quello che è il lavoro tattico svolto da Eugenio Corini. Tra l'altro temi di cui parlare ce ne sono, non ne mancano. Ricordo che domani ci sarà un appuntamento importante in piazza Mondello, domani ore 18:15. Il Palermo ha dato un appuntamento con una storia spoiler in cui ha fatto capire chiaramente che qualcosa succederà. In molti crediamo, anzi siamo pressoché certi, che ci sarà la presentazione ufficiale delle nuove maglie che dovrebbero essere a questo punto indossate dal Palermo nel corso dell'amichevole di
Rovereto contro il Bologna. Intanto piccolo avviso sul nostro dispositivo, lo togliamo subito. Torniamo a parlare un po' di quello che sta succedendo stamattina. Alle mie spalle, come potete vedere, il campo è vuoto perché il Palermo non si è allenato in campo. Ho fatto questa piccola mossettina per farvi vedere il terreno di gioco di Ronzone, perché il Palermo non si è allenato in campo, ha fatto recovery, piscina e palestra, anche per i giocatori che devono recuperare dei rispettivi acciacchi, ovvero sia Buttaro Mateiu e Aurelio, ma anche appunto Di Mariano e Stulac, che proseguono il lavoro differenziato, oltre ovviamente al già citato Sebastiano De Planche. Ricordo Ore 13, la sua conferenza stampa. Potrete trovare i dettagli, potete trovare la conferenza integrale testuale sul nostro sito www.sportisiri.it, giusto qualche secondo prima della fine della chiacchierata che il portiere ex Vicenza e Scuola Milan effettuerà con i suoi con i giornalisti della sua nuova squadra. Un De Planche che sicuramente sarà determinato a fare bene, a far vedere di essere pronto, perché no, anche a dar fastidio, tra virgolette, a Mirko Pigliacelli in quello che è il ruolo da titolare. È un Palermo che poi di pomeriggio tornerà in campo per effettuare una seduta normale, tra virgolette, quindi lavoro aerobico per sciogliere le gambe, e poi la consueta partitella di fine seduta, in cui vedremo anche chi la spunterà. Sicuramente arriveranno immagini sui nostri profili social di quello che è il lavoro della fine di questa giornata numero 12, che è già giunta a metà. Naturalmente, ripeto, siamo pronti a rispondere alle vostre domande anche per quanto riguarda il mercato, perché continua a tenere il banco. Sicuramente i tifosi, dopo la sconfitta di ieri contro la Virtus Verona, saranno pronti ad aspettare nuovi rinforzi. Sono sempre i due slot, scusate, a tenere banco, quello del terzino sinistro e quello del centrocampista. In entrambi i casi si parla di un investimento di circa 1,5 milioni, 2 milioni ciascuno, per quello che attualmente è il candidato principale per la fascia sinistra, ovvero sia Gianluca Frabotta, ex Frosinone, tornato alla base alla Juventus, ma tornato alla base per andare via presumibilmente a titolo definitivo dopo un paio di prestiti. E poi Michele Collocolo, centrocampista, che dovrebbe arrivare dall'Ascoli. Una telenovela molto simile a quella che si è vista quasi 12 mesi fa con Dario Saric, il quale poi è arrivato dopo un lungo tira e molla. C'era interessante alla Sampdoria del Bologna. Alla fine il centrocampista italo-bosniaco ha scelto il Palermo, così come quest'ape ha scelto di ronzare proprio davanti a me. L'avete anche vista, la continuate a vedere. Vi faccio un po' di radiocronaca anche di questo incontro ravvicinato con la regina degli insetti. Comunque, tornando seri, tornando a parlare un po' di calcio e anche di calciomercato, perché ieri, per esempio, a proposito di giocatori interessati da altre squadre, ieri abbiamo visto un buonissimo, almeno a mio parere, Samuele Damiani, subito sul pezzo, subito pronto a fare bene. È stato anche l'unico a trovare la porta nel secondo tempo, quindi sicuramente indicazioni importanti. Chissà che Corini non voglia trarne giovamento, non voglia restare interessato a vedere la situazione Damiani per farlo, chissà, restare come elemento di backup a centrocampo. Un po' meno bene gli altri due che attualmente sono interessati a voci di mercato, ovvero sia Edoardo Soleri e Jeremy Bro. Soleri ieri fuori dal gioco, spesso e volentieri ha commesso degli errori in fase di sponda e di scambi con i compagni del centrocampo. Sicuramente un giocatore che ha bisogno di fiducia e che ha bisogno anche di smalto fisico. Ricordiamo che, come buona norma, i giocatori di maggiore di struttura fisica un pochettino più imponente fanno fatica a entrare in condizione. È vero che il ritiro è iniziato ormai da quasi 2 settimane, però sicuramente l'attaccante di Scuola Roma ha tutte le attenuanti del caso. Ultime curiosità dal campo. Dicevo, oggi allenamento, diciamo, a pieno regime per il Palermo che ieri ancora una volta è stato costretto a schierare Pietro Ceccaroni in posizione di terzino sinistro. Ricordiamo, tutti e tre i terzini di ruolo attualmente in gruppo erano fuori per recuperare dei rispettivi infortuni. Dovrebbero tornare in gruppo già oggi Ales Mateiu
e Peppe Aurelio, quindi sicuramente un terzino sinistro e un terzino destro, mentre i colleghi qui presenti in qualche modo mi distraggono, ma dico, ci sta, siamo in un ambiente di lavoro, ci sta che voli qualche parola, tutto nella norma ovviamente, no? vi rassicuriamo. Dicevo, torneranno presumibilmente in gruppo, almeno in base a quanto ha detto ieri del capannello post gara, Peppe Aurelio e Ales Mateiu, soprattutto per il ceco è un rientro importante perché non si è mai allenato in squadra, non si è mai allenato in gruppo, ha soltanto svolto la partitella, seppur in parte, nella giornata di martedì, tra l'altro effettuando anche alcuni interventi molto buoni, vedremo, perché comunque sì, è un innesto importante, in molti lo hanno un po' criticato in maniera un po' aspra nel corso della stagione, molti lo hanno considerato tra virgolette il cocco di Eugenio Corini, ma è sicuramente un giocatore di esperienza e che in una squadra che vuole vincere potrà dare sicuramente il suo contributo. Stessa cosa per Peppe Aurelio, che però a parte invertito è un giovane che scalpita, che vuole fare bene, lo abbiamo sentito anche nell'intervista che abbiamo pubblicato in esclusiva sui nostri canali sia social che YouTube, ovviamente sito. È un giocatore che vuole fare bene, vuole crescere, vuole scalare quelle che sono le categorie del calcio italiano, perché non un giorno anche indossare la maglia della nazionale. Un po' più lungo invece il percorso di recupero per quanto riguarda gli altri, ovvero sia Checco Di Mariano. Leo Stulaz in realtà potrebbe tornare in gruppo presto, forse prima dell'amichevole contro il Bologna, ma è più cauto dire che rientrerà prima dell'inizio della prima seduta di Spiazzo, a dire la verità, che è fissata per il 26. Ricordiamo che il Palermo dovrebbe ripartire, dovrebbe radunarsi ancora una volta a Veronello il 25 per approdare a Spiazzo e a Pinzolo fino al 3 agosto, poi il 4 l'amichevole contro il Trento, allenato da mister Bruno Tedino. Ci state guardando in tanti, naturalmente siamo aperti ancora per un paio di minuti alle vostre domande, poi la nostra mini finestra qui dal ritiro di Ronzone si chiuderà, si riaprirà chiaramente nel pomeriggio, poi domani giornata molto fitta sia a Ronzone che a Palermo, perché ci sarà una specie di ponte che in realtà collega tutte le città principali del calcio siciliano, perché domani si apre a Messina con la presentazione dello staff tecnico di Giacomo Modica, si passa a Catania con la presentazione di Luca Tabiani e poi, mentre qui a Ronzone si svolge il 13° giorno di allenamento e di ritiro del Palermo, ci sarà poi nel corso del tardo pomeriggio presumibilmente la presentazione delle nuove maglie con il Palermo che poi potrebbe indossarle già contro il Bologna il giorno dopo, il giorno della terza e ultima amichevole. Il nostro tempo a vostra disposizione per questa mattina termina qui. Ribadisco ancora una volta l'invito a seguirci sui nostri canali social, ovvero sia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul canale YouTube, dove potrete anche rivedere questa diretta di Sportisile Away e tutti gli altri contenuti arrivati dal ritiro e non solo. Naturalmente l'invito anche a quello di seguirci e di leggerci sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete trovare le più interessanti e più importanti notizie sullo sport siciliano a 360 gradi. Per il momento da Ronzone è tutto, è quasi mezzogiorno, tra un'ora la conferenza stampa di presentazione di Sebastiano De Planche. Naturalmente l'appuntamento è alla prossima.